Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un uomo di 69 anni è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio in via Cristoforo Colombo a Vittoria, nel Ragusano. L'uomo, che pare stesse effettuando un sopralluogo in un'abitazione, è caduto da un'altezza di 8 metri. Soccorso dal 118, la vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Guzzarti di Vittoria, anche se è deceduto poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione. La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha denunciato un palermitano resosi responsabile di violenza, resistenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio ai danni di 2 medici del pronto soccorso. Un uomo che aveva accompagnato la moglie all'ospedale Cervello di Palermo si sarebbe introdotto all'interno della sala medica urlando e pretendendo una visita immediata, trascinando il medico fino alla zona in cui si trovava la coniuge. La Polizia di Stato ha arrestato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. È quanto successo ad Adrano, dove uomini del commissariato di polizia hanno sorpreso un quindicenne a bordo di un autobus di linea in arrivo nel comune etneo. I poliziotti inoltre hanno avvertito un odore penetrante provenire dal suo zaino, trovando 100 grammi di marijuana. Si è insediato nella sede municipale di Palazzo degli Elefanti il commissario straordinario del comune di Catania, Piero Mattei, nominato dalla regione siciliana con l'attribuzione dei poteri del sindaco e della giunta del capoluogo etneo. Subito dopo l'insediamento ha firmato, come la tradizione, il libro d'onore. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.